e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta, oggi è giovedì e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. E di cosa parliamo oggi? Ci stiamo chiedendo, ci sono state queste elezioni, siamo andati a votare, tante cose sembrano diverse e cambiate, però ce lo chiediamo, ma cambierà qualcosa con questa elezione o sarà la solita fregatura per l'Italia, cioè saremo sempre lì a rincorrere gli altri paesi e soprattutto che ruolo avrà l'Italia, quale sarà il peso? Beh, allora discutiamo il tutto con Giuseppe Terniello Gradassi, segretario del Partito Democratico di Rovigo. Buongiorno a tutti. Che va bene, vero? Va bene? Sì. Vabbè. Allora, fa il piacere avere in studio con noi Simone Scaraba, il consigliere del Movimento 5 Stelle in Regione del Veneto, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Qui. E lei è piacere avere in studio con noi Marcello Bano, vicepresidente della provincia di Padova della Lega. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Anche la provincia è divisa, no? Perché abbiamo il PD, la Lega, siete... Non siamo divisi. Andate d'accordo, dai. Non siamo divisi, ci occupiamo di amministrazione. Il presidente è il presidente del PD, il vicepresidente della Lega. Vabbè, siamo proprio in par condicio, si può dire. Allora, i risultati che abbiamo messo sono risultati importanti, poi apportano dei cambiamenti, però la vera domanda è questa, tutti sono andati a votare, tutti quanti ci stiamo occupando dell'Europa, ma l'Europa quanto conta poi in realtà, perché le forze in atto sono forze veramente grosse, abbiamo da una parte gli Stati Uniti, dall'altra parte c'è la Cina, la Russia che preme, e allora la domanda è quale peso non avrà l'Europa di sé, per se stessa, ma quale peso avrà nei confronti anche di queste potenze e se nonostante tutto stia andando verso un lento tramonto. So che non è bello dirlo dai giovedì, però segretario, alla fine siamo qua a guardare 5 sovranisti in più, 3 socialisti di meno, poi però in realtà dobbiamo fare i conti con realtà molto diverse, sicuramente, che ci fanno ciao da lontano. Vabbè. Sicuramente non dobbiamo guardare i 5 socialisti in più, i 4 popolari in meno, i 6 sovranisti in più, perché è indubbio che lo schieramento che si presenta in Parlamento europeo è ben chiaro e è a favore della comunità europea. Insomma, sovranisti e populisti hanno una netta minoranza in questo Parlamento. A parte quello, sicuramente l'Europa in questo momento demograficamente rappresenta il 7% del mondo, però siamo anche la patria della democrazia, la patria della cultura e abbiamo sicuramente negli anni acquisito con la Nato, l'atlantismo e con la comunità europea un determinato schieramento. Sicuramente siamo nella parte democratica del mondo, siamo assieme agli Stati Uniti e abbiamo il dovere di portare e diffondere nel mondo la democrazia, la cultura e anche i diritti sociali e una certa spalmatura delle ricchezze. Questo è il dovere che ha l'Europa di essere unita, sicuramente dovrà cambiare dal punto di vista burocratico, impositivo, sicuramente senza Schäuble andremmo meglio, però è una strada intrapresa che non si può lasciare, perché indubbiamente lasceremo il mondo in balia di alcune potenze come la Russia e la Cina, che sicuramente sono interessanti dal punto di vista economico e commerciale, ma sicuramente non ci sono né vicine né culturalmente, né per cultura democratica, né per la ripartizione dei diritti fra le persone. Non dimentichiamoci che non si può fare l'occhialino a Putin o a gente del genere, perché abbiamo 8.000 canadesi in Lettonia perché non succeda più quello che è successo in Ucraina e in Crimea, e ci sono i nostri Eurofighter che ogni 10 giorni si devono alzare in volo perché i caccia russi violano lo spazio aereo della comunità europea, perché noi siamo cittadini europei. Per cui chi fa i patti con costui tradisce in parte questi uomini che sono lì a lavorare, perché è un tradimento. Vabbè, insomma, quindi lei dice, come abbiamo detto, la visione deve essere ampia, non dobbiamo star lì a guardare 4 sedie, 2-3 sedie, il magic number. Pronto, buongiorno, buon giovedì. È bello dire di giovedì, non ci sono quasi mai. Pronto? Buongiorno Giuseppe da Belluno. Prego Giuseppe. Purtroppo ho sentito un po' di castronerie, soprattutto ultimamente, la diffusione della democrazia dalla parte americana. Allora, innanzitutto noi siamo diventati una colonia anglo-americana dopo la fine della guerra.
Seconda cosa, la diffusione della democrazia, vorrei spiegare al signore che i vari stati cosiddetti canaglia volevano semplicemente uscire dal dollaro e fondare la moneta africana come Gheddafi. Il buon Saddam Hussein voleva vendere il proprio petrolio in qualsiasi valuta. L'Europa era bianca e cristiana e con questo mondialismo imposto ci stanno africanizzando e islamizzando. Questa è la democrazia, tra parentesi, imposta dalle potenze anglo-americane e da chi governa l'America. E se noi andiamo a guardare i dati e chi detiene il potere economico, finanziario, produttivo e soprattutto mediatico, sono sempre i soliti e sono quelli che comandano Wall Street, che comandano le borse. Quindi questa concezione secondo me è proprio sbagliata. La cattiva Russia è uno dei pochi stati, ora come ora ad esempio, che difende la famiglia naturale, che difende il proprio insomma popolo. lei dice, guarda la Russia e dice attenzione a dire che non è democratica, attenzione a non dire che è uno stato canaglia, perché se guardo bene chi ci sta facendo le scarpe con le agenzie di rating e con il controllo della borsa e non solo, è la nostra cara America, Stati Uniti, giusto? Chi controlla, guardi, non è solo un problema di America, Francia, Inghilterra, guardiamo chi controlla le borse, chi comanda le multinazionali, e principalmente sono gli stessi, sono a Wall Street, ma sono anche nelle... Ho capito, insomma, lei quindi dice attenzione, perché non si può dire appunto di certi paesi che siano proprio degli stati canaglia. Allora, grazie Giuseppe Di Belluno per averci chiamato, 049 4906 054, se volete dire la vostra opinione quale sarà questa Europa, sarà l'Europa che conosciamo, burocratica, lenta, sarà la solita Europa che arriva con le sue direttive, l'Italia le recepisce subito, quelle un po' meno diciamo importanti, tipo le borsette da 1 centesimo, sarà l'Europa che continua a voltarsi dall'altra parte se arrivano i migranti, che Europa è? Allora, Marcello Bano, senta, i sovranisti hanno avuto un po' più di posti, mettiamola così, un po' più di seggi, però non è che abbiano sfondato. La vera novità ad esempio sono stati i Verdi, e poi in questa Europa che si deve volere un po' più bene, che deve cambiare, aver strizzato l'occhietto, che non so, a Viktor Orban o altri soggetti che poi si sono voltati dall'altra parte quando l'Italia aveva bisogno di alcune quote, come la vede? Lei che è un equilibrato, un leghista equilibrato. Un leghista equilibrato. O non in equilibrio, attenzione, equilibrato. No. Ci dica. No, due cose. Prima di rispondere alla domanda mi piaceva, stavo pensando a quanto è cambiato il mondo in questo momento, sentire le parole del segretario del PD. Contro la Russia. No, è una roba incredibile, cioè siamo veramente all'incredibile, cioè esportare la democrazia, che è sempre stata la motivazione per fare delle guerre. Bisogna esportare la democrazia, oppure bisogna fare le missioni di pace. Siccome dire che la missione di guerra è brutta, allora bisogna dire missioni di pace, oppure esportare la democrazia. Poi, soprattutto sulla Russia, che dovrebbe essere casa sua, mi fa ancora più pensare. Detto questo, per quanto riguarda... Quindi ha ragione anche Giuseppe. Ma ha ragione perfettamente Giuseppe da Belluno, cioè, condivido al 300% ed è veramente incredibile. Cioè, mi piacciono queste dichiarazioni perché ti fanno capire come il PD, che dovrebbe essere una forza democratica, progressista, eccetera, si stia spostando completamente da un'altra parte. Comunque. Però è anche vero che c'è quel detto, no, che solo gli stupidi non cambiano idea. Certo. Quindi nella vita uno può cambiare idea, certo. può avere delle C'era anche Giolitti che faceva le caricature di Giolitti, che era una trottola che girava da tutte le parti. Ma detto ciò, questa Europa che si sta cercando di creare i super sovranisti, perché per fare tutto ciò ci vogliono 376 seggi. Sì, come li troviamo? Allora, io dico una cosa, è stato ben chiaro, perché dopo gli elettori e i cittadini hanno sempre ragione, che c'è stata una svolta di un certo tipo su un cambiamento di questo modello europeo. Vuoi in Francia e vuoi soprattutto per esempio in Italia oppure in Ungheria,
ma è chiarissimo quello che sta succedendo, cioè la gente è stanca di questo tipo di Europa e ha dato un voto, per esempio. Di questa Unione Europea, perché questa... no, l'ordine dei giornalisti dice continuate a parlare di Europa, dobbiamo parlare di Unione Europea, perché l'Europa questo lo dice l'ordine dei giornalisti. No, glielo dico io non perché sono, dopo ci fanno io non flash. sono, sì vabbè, ma io non sono politicamente cosa. corretto, dico quello che mi sento di dire. No, va bene, questa Unione Europea, va bene. Accetto. Perché arriviamo fin in Turchia, se no con l'Europa, glielo dico. Sì, questo è un altro discorso, perché tutto parte comunque da un errore, tutto parte secondo me da un errore di base, quello di non aver messo nella Costituzione europea le radici cristiane, perché esportiamo democrazia, sì, ma se siamo così come siamo oggi, un motivo c'è probabilmente perché non abbiamo avuto una cultura diversa, ma abbiamo avuto una cultura cristiana. E questo purtroppo mi dispiace non sia stato riconosciuto. Cioè lei diceva che l'Europa doveva essere fondata su una matrice cristiana? No, doveva essere ricordate le radici cristiane. Se noi siamo arrivati a dire... Ma quella è una questione di religione? Come no, quella è una questione, no, quella è una questione storica. No, non cioè, allora, Bano, il guardi, crocifisso facciamo non una è... cosa, lei mi dia la penna che le ho prestato io, vedo, no, però scrive più, perché ho una telefonata da casa. Pronto, buongiorno, è bello della buongiorno a lei e sui buongiorno. Mi chiamo Michela e chiamo da Annone Veneto, nella Venezia orientale. Voglio fare una domanda provocatoria. Tanto provocatoria, volutamente provocatoria, e mi auguro che i signori lì presenti suoi ospiti mi diano almeno una qualche risposta. Sentivo l'altro giorno parlare dei giornalisti su ovviamente le reti nazionali che dicevano che bisogna portare tutto al sud, altro che autonomia del Veneto, dicevano questi giornalisti, bisogna portare tutto al sud perché al sud c'è ricerca e turismo. Allora chiedo, caro Marcato, che ieri sera ti incazzavi fortemente a Focus del direttore Battagli, perché continui a ripeterci che noi veneti siamo lavoratori, che abbiamo 70 milioni di presenze turistiche, quando il Veneto è uno solo e ce lo siamo già mangiato e inquinato in abbondanza. Chiedo a questi signori lì presenti con lei, cara signorina conduttrice, dopo i 18 anni tutti signori in Italia. Perché io non ci sto più da Veneta, non voglio passare né da Polentona né da Mona, e sapete che non è una parolaccia. No, certo. Grazie signora. Allora, ridò la pena perché di pene i giornalisti ne hanno sempre tante, quindi recupero. Allora, forte anche l'intervento della signora Michela di Annone, Simone Scarabel. Questa Europa è stato anche un segnale importante anche per voi del Movimento 5 Stelle, magari anche uno spunto per fare riflessione, come è stato uno spunto per la Lega quando nel momento più buio e più duro, era scesa davvero molto, è riuscita a ripartire. Oggi questo Di Maio ce lo teniamo, lo consolidiamo? Credo che l'esito del voto sia abbastanza scontato. Nella serie confermeremo la fiducia, però è allo stesso modo scontato che dobbiamo fare un cambiamento, visto che siamo il partito del cambiamento. Nei momenti di crisi o ci si evolve o ci si estingue, quindi credo che la voglia di estinguerci non ce l'abbiamo, quindi ci dobbiamo evolvere. Per evolverci dobbiamo fare una seria analisi di cosa non ha funzionato in questo anno, dal voto delle politiche a questo delle europee, perché chi fa il giochino ma confrontiamo con le europee passate... Ma ha senso confrontare, a fare un confronto? Ma secondo me sì, perché se non altro non dobbiamo guardare le percentuali non mi appassionano, dobbiamo guardare i numeri veri della gente che è andata a votare, e se guardiamo i numeri veri della gente che è andata a votare, torna il meme, abbiamo restituito 6 milioni di voti, che non è poco, insomma, per chi mastica un po' sia di politica che di matematica. Quindi c'è stato un crollo dell'affluenza e questo ha penalizzato più noi. Questo vuol dire che quelli che ci hanno votato circa un anno fa non hanno avuto un motivo valido per tornare a votarci per le europee. Uno di questi motivi, visto che stiamo parlando di Europa, forse è anche il fatto che noi ad oggi non abbiamo ancora una casa in Europa. Una casa, cosa intendo? Un gruppo parlamentare in Europa. Noi ancora non sappiamo dove andremo a finire, e questo secondo me è un gravissimo handicap da parte nostra. Cioè non potevate dare una certezza ai vostri elettori sull'orientamento? È stato fatto tutta una serie di tentativi che poi alla fine non hanno portato a nulla ancora di concreto. Ma contava dove andavate
o le vostre proposte? Perché se io vado a votare devo votare la proposta. Le nostre proposte senza dubbio, però visto che sulla discussione che stavamo facendo prima, quello che è fondamentale una volta entrato in Europa è dove poi ti collochi, in quale gruppo, perché è il gruppo che determina l'attuazione politica, perché avere 2 in più, 2 in meno, quando poi ci mettiamo tutti insieme a livello di Stati europei, è abbastanza ininfluente. Invece a livello del gruppo in cui fai parte, quanto pesa, quello ha una determinata importanza, perché quello sono i gruppi del Parlamento e il peso politico del Consiglio d'Europa, che quello è determinato dagli Stati nazionali. Quelli sono i 2 organi principali. Tutto il resto è una conseguenza. E poi torniamo su questa cosa e qualcuno mi risponde, la signora Michela di Annone Veneto, perché non capisce cosa stia succedendo. Da una parte si richiede, dice, l'autonomia, il peso, si parla tanto di Veneto, poi dice, adesso si sente dire che bisogna rilanciare molto il sud, ma siamo in Italia. 049 49 06 054, aspettiamo le vostre telefonate e poi rispondiamo alla signora che ci ha chiamato. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta. 049 49 06 054, dobbiamo rispondere alla signora Michela di Annone Veneto, ma abbiamo anche un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia. Buongiorno, io volevo una mia impressione, un mio pensiero, che il 5 Stelle è stato... cioè non è stato votato da tanti, anche qua in Veneto, perché hanno detto sempre di no dell'autonomia. In fin dei conti noi siamo andati a votare per l'autonomia e penso che sia un diritto, perché allora siamo sfiduciati. Come dice la signora di prima, che ha utilizzato parole molto venete per descriversi, dice perché siamo sempre un po' pantaloni. Ormai siamo sfiduciati di voi. Sfiduciati? Perché non... Ma voi chi è? Il Movimento 5 Stelle? Tutto no. Ma questo... Invece bisogna venire incontro anche ai cittadini. Grazie, arrivederci. Grazie. Allora, siccome ce l'ho qua ben vicino, giovane Simone Scarabella. No, infatti, questo è il paradosso. Noi che abbiamo spinto per l'autonomia, spinto ad andare a votare per il referendum, poi c'è stata messa... però la sensazione è... poi c'è stata messa addosso la maglia che non vogliamo l'autonomia. Qua c'è stata, non è quello, qua c'è stata secondo me una stupidità, uso parole forti, strategica, che è stato quello di voler essere percepiti come quelli che rallentano. Noi non dovevamo rallentare l'autonomia. Noi dovevamo semplicemente rilanciare una nostra proposta che magari non è coincidente con quella del governatore Luca Zaia, però dovevamo fare una nostra proposta diversa da quella e metterla sul piatto. Poi stava anche a loro decidere se quella proposta che veniva da noi era accettabile o no, ma non dovevamo rallentare o sperare che si incagliassero sul processo dell'autonomia. Io ho sempre detto, guardate che non è tic e tac, accendi un interruttore e arriva all'autonomia. È il processo amministrativo più complicato che può fare questo governo e questo Parlamento, perché chi l'ha venduta come una roba, abbiamo votato domani mattina che abbiamo l'autonomia, quella è stata una fake, super fake, che non stava né in cielo né in terra, perché ci sono dei passaggi da fare. Bastava rispettare gli articoli della Costituzione, ma quelli sono stati rispettati. 132. Quelli sono stati rispettati. Il discorso è che se vuoi avere qualcosa in più devi avviare tutta una serie di trattative con ministeri, regioni eccetera, ma non è questione di un mese, 2 mesi, 3 mesi. Le elezioni europee sono andate tra virgolette meno bene per noi, ad esempio perché c'è stata questa questione dell'autonomia e soprattutto il gruppo non si sapeva dove si andava. Intanto una notizia per tutti quanti noi, siamo andati a votare, poi quando è che vediamo la nuova Commissione europea, a babbo morto direbbero i toscani, no, sarà operativa fine novembre del 2019, quindi passeranno ancora dei mesi questi passaggi di consegne così lunghe. Allora, cosa ci dicono i risultati delle europee? Che le regole di ispirazione germanica hanno scassato, sono errate, perché ad esempio per far crescere il nostro paese c'è bisogno di una rivoluzione fiscale. Ma come la facciamo questa rivoluzione fiscale oggi che ci è arrivata una letterina raccomandata espresso, caro Giuseppe Triniello Gradassi?
E Letterina? Problemi di conti pubblici? Vabbè, di grossi problemi. Se fosse una società che fornisce utenze domestiche ci avrebbe tolto la corrente, saremmo al buio? Glielo chiedo. No, c'è una lettera dell'ARERA, che è l'ente di controllo dell'energia e tutto il resto, che presuppone che se si utilizzano i soldi messi a fondo per l'energia, per gli sbagli di costo e tutto il resto, che comunque è una regolazione che riguarda i distributori più che i fornitori, io proprio le chiedevo, a dirci letterina che questi soldi, se vengono utilizzati per l'Alitalia, creano un problema. Diciamo che comunque è il solito discorso, si dice che si diminuiscono le tasse, si diminuiscono le accise e dopo si va sempre a beccare pantalone dove non può dire di no o sui servizi indispensabili, sì, però perché le accise sulla benzina non sono state diminuite. Le accise sul trasporto e sulla quota potenza dell'energia e tutto il resto è 18 mesi che vengono aumentate, sono quasi triplicate rispetto al 2017. Dopo, siccome è una scrittina piccola dentro la bolletta, non ce ne accorgiamo e sulla bolletta è semplificata, per cui non sarebbe una novità questo aumento è stato applicato, un grosso aumento è stato fatto anche dal 1° gennaio 2019 e nessuno. Ma io dicevo, l'Europa oggi ci fa arrivare la letterina di infrazione sui nostri conti pubblici, abbiamo questa bella sterilizzazione dell'IVA che ci prende sulla testa e ci porterà forse a 26-27%, me lo dice dopo la telefonata da casa. E nessuno ha risposto alla signora Diannone. Pronto, buongiorno. Dario di Trento, buongiorno. Buongiorno Dario di Trento. Ecco. Voi avete intitolato La solita fregatura. Ci chiediamo un po' la sensazione. Ma come mai? Ma perché questo titolo? Non riesco a capire il titolo, La solita fregatura. Vabbè dai, andiamo oltre, ci dica. Voi, no, perché lì in Veneto, no, 2 o 3 anni fa avete votato per l'autonomia e una regione amministrata dalla Lega adesso avete l'autonomia, avete votato, la Lega ve l'ha data e adesso avete ripagato la Lega dandole questo 33-35%. In Veneto 49,9%. Allora, anche Salvini, Salvini è riuscito a fare un miracolo, affidandosi alla Madonna. Salvini ha fatto il miracolo, è riuscito a creare il vuoto nella testa di milioni di telespettatori. Di elettori, altrimenti questi elettori a Salvini avrebbero chiesto, visto che tutto il suo tempo invece di stare a Roma nell'ufficio che gli compete lo passa sempre in giro a sparare cazzate, la gente avrebbe chiesto, altrimenti la gente avrebbe chiesto a Salvini, avrebbe chiesto un programma, avrebbe chiesto a Salvini: scusa, noi saremmo anche disposti a darti il voto, però tu in cambio prima ci devi dare un programma di come intendi affrontare i nostri problemi. Ok. Allora, chi è che si deve lamentare? Dobbiamo lamentarci nei confronti della politica o dobbiamo lamentarci nei confronti di noi stessi, degli elettori? Che chiediamo alla politica. Allora, signor Dario da Trento, beato lei che sei in una provincia autonoma, che insomma, è messa bene, questi elettori. La signora Michela Diannone Veneto dice: vogliono portare tutto il sud. Ma come? Parlano tutto di autonomia del Veneto, tutti si lamentano che sono andati a votare. Molto critico il signor Dario da Trento, il quale ha detto: ma tutte queste elezioni sono colpa di una cattiva informazione, di un cattivo servizio. Il dato è assolutamente questo. Tanto volevo rispondere al signore della Lega: io ho parlato di diffusione di democrazia, non ho parlato di esportazione di democrazia. Guarderemo la replica. È una cosa assolutamente diversa. Vabbè, io ho detto diffusione. E anche esportare va benissimo in una diffusione. Dopo c'è stata la telefonata del signore, che è assolutamente imprecisa, che si dimentica la storia. Perché il dato è questo: finita la prima guerra mondiale si rifiutò al presidente Wilson di fare un piano Marshall per l'Europa. È stato fatto dopo la seconda guerra mondiale e quello, assieme all'Unione Europea e alla Nato, ha garantito 70 anni di pace. Questo in una situazione europea che vedeva, se no, conflitti al massimo ogni 30 anni. Dopodiché
le missioni nei paesi balcanici e tutto il resto sono sicuramente servite, e l'Unione Europea è servita perché una pacificazione in quei territori si è avuta solo perché questi piccoli stati volevano entrare nella comunità europea e entrare in una comunità civile. Per cui non cerchiamo di mistificare sempre tutto e di negativizzare tutto. Ma lei ha detto comune, io glielo chiedo perché c'è una comunità civile. Quanto civile allora è questa Europa? Quanto è stata così civile? Perché ognuno si gira dall'altra parte, ognuno fa le tasche agli altri. È un luogo comune oppure no? È indubbio che ci sono pesi e contrappesi che devono essere migliorati, ma è anche vero che bisogna partecipare al Parlamento e partecipare alle commissioni, perché c'è qualcuno come il nostro Premier Salvini che è parlamentare europeo, si è persino dimenticato di andare a votare la modifica dei patti di Dublino che avrebbero portato a una maggiore redistribuzione e a un maggiore coordinamento dell'immigrazione. Invece lui con Chienghe e Zanonato veramente li hanno lascio perdere. Tu continui a metterlo sull'ideologico, io lo metto sui dati sulle capacità. Se la mia rappresentante dell'Unione Europea è la Chienghe, se il tuo rappresentante è Salvini che non c'è mai andato, questo è il risultato, va bene? Vabbè, diciamo che abbiamo avuto fiducia quando 40%, se questo è il risultato, bravo Salvini, oltre il 40%. Allora, a raccontare le storie siamo capaci tutti. No, ma sono i numeri, cioè non sono storie, sono la numeri. Televisione serve molto. Ah, ok. Va bene? Vabbè, allora è sempre colpa dei giornalisti. Oppure quando al Parlamento europeo ci mandarono la Zanicchi, quella sì che le sapeva, si può dire, cantare. Vabbè, a parte la battuta. Vabbè, non si può dire, anche se no, lo so, però porti pazienza. 049 49 060 54. Pronto, buongiorno. Oggi è il giorno di critica, Pronto, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, se mi permette, piccola parentesi, il signor Dario di Trento che telefona dappertutto per far sentire quanto odio la Lega, gli consiglio, insomma, basta odio, il signor Dario. Abbiamo bacioni. Ne ho un limite a tutto, come chiusa parentesi. Io devo chiedere al signore dei 5 Stelle, ma scusi, come fa a dire che a Roma viene appoggiata l'autonomia quando non oggi, ma specialmente negli ultimi tempi, specialmente il signor Di Maio continua a dire che non può dare l'autonomia, sì, lui è d'accordo ma non la può dare perché così divide l'Italia in tre, neanche in due, in tre, naturalmente a discapito del centro-sud. Piccola parentesi, in questo momento stanno cercando di fare per la sanità, naturalmente la ministra Grillo, per la sanità della Calabria, e mi sembra che stiano approvando stipendi più alti per i sanitari della Calabria, cioè qui stiamo uscendo veramente dai binari. Non lo so, non so più che cosa dire che i 5 Stelle appoggiano l'autonomia che è nel contratto di governo, ma abbiate un minimo di dignità e dire no, vi stiamo prendendo in giro, le cose nostre devono essere fatte, le cose vostre assolutamente no. Ringrazio moltissimo. Allora, grazie signora, grazie per il suo intervento. Questa autonomia è proprio passo falso. Ma voi dal Veneto, dalle regioni contermini, che poteva essere Friuli Giulia o da altre regioni che hanno avuto questa spinta, questa richiesta, non avete mandato un SOS, non la canzone degli ABBA, una cosa importante a Di Maio, dire attenzione, perché guarda che poi quando si spostano i voti di così tante persone sono spostati. Quell'uscita là degli ultimi giorni, guarda, se avessi potuto averlo avrei suggerito di cambiare argomento. Lei avrebbe chiamato padre Amort, che è un noto esorcista. però cioè, bravo, fagli gli esorcismi. Io spero che non ci sia stato un calcolo elettorale dietro queste uscite, sperando di consolidare i voti al sud, perché se è stato fatto questo ragionamento qua bisogna andare dal medico. Ma non sono neanche andati a votare, nel senso c'è stato un astensionismo pazzesco. Però io non dico
dico, cioè io non mi sento di prendere in giro gli elettori, io ho sempre spinto, l'ho votata in consiglio regionale, ho fatto pubblicità per il referendum e tuttora continuo a dire... È andato a votare al referendum di 2 anni fa. Sì, ma ho fatto anche pubblicità, cioè, a livello veneto, a livello... Cioè, siamo tutti uniti e compatti verso questa cosa. Tutto il resto... Che a Roma non hanno lavorato, però cioè, non si doveva lasciare la ministra Stefani da sola dicendo mosso cavoli tuoi, è una roba talmente complicata che non riuscirei a farla. Devono essere intelligenti a dire poi quello che proponi tu non mi va proprio bene, faccio una controproposta. Queste 23 materie non ci piacciono, ne facciamo 12. La voglio così, la voglio così. Il problema non siamo neanche entrati nella discussione per dire questo non mi piace. Vabbè, si è partiti in maniera, questo è il tema, si è partiti in maniera ideologica, dicendo avremo una sanità di serie A e una di serie B, una scuola di serie A e una scuola di serie B. Questo è l'approccio che c'è stato sul tema dell'autonomia, dimenticandosi che 2.328.947 veneti sono andati, l'ha detto Di Maio, cioè l'ha detto al vice premier, dove c'è un accordo di governo, ragazzi, c'è un accordo, noi abbiamo fatto un accordo con questi signori qua per portare a casa uno dei punti che è l'autonomia. Ci hanno riso dietro, ci hanno scherzato e adesso chi scherza col fuoco io adesso devo andare in pubblicità, poi ritorniamo sull'Europa perché vedo che i cittadini si stanno spostando verso l'autonomia come contestazione. Dice è andata così, però allora qual è il problema? Però io devo andare in pubblicità, però attenzione, perché Salvini ha sfidato subito l'Europa, ha detto tireremo dritto, basta con l'austerità, siamo pronti a sforare questo famoso 3%, però questa è una volontà di violare le regole europee, perché poi le regole europee quando le hai violate ti arriva dietro, quando eravamo alle medie arrivava il tuo compagno ti dava una manata sulla coppa, vedevi le stelle, ecco. 049 49 06054, torniamo dopo la pubblicità e aspettiamo le vostre telefonate. Aspettiamo. Bene, allora si stava decidendo la data delle future elezioni, no scherzo, no perché non ne posso più della par condicio, signori fateci lavorare un pochino. 049 49 06 054, pronto, buongiorno. Buongiorno. Con chi parliamo? Se ci va. Prego. No, volevo dire due piccole cose. Confondiamo l'autonomia con le regioni a statuto speciale. Le regioni, c'è una Costituzione che parla chiaro, non avremmo una lira in più, un euro in più di quello che abbiamo detto, avremmo solo il modo di gestirli in modo più autonomo, innanzitutto. Quindi potremmo mettere mano negli insegnamenti in altre cose e ovviamente potremmo renderlo più confacente la nostra regione. Ma non avremo più, questa è la legge, questa è la Costituzione, non avremo un euro in più. Non saremo come il Trentino, non saremo come il Friuli Venezia Giulia. Poi la seconda cosa è la flat tax. La flat tax non è come in America c'è un sistema fiscale, io ho un amico che vive laggiù, qui è impossibile applicarlo, perché lì c'è un controllo incrociato tra contribuente, contributore, l'idraulico, eccetera, che qui non c'è. Noi qui la flat tax l'abbiamo già, diciamocelo, non deve essere ipocriti, perché se vai dal dentista non paghi l'IVA, se vai da quell'altro, dal meccanico, adesso senza fare cose specifici. E quindi, mentre in America la flat tax è perché tutti richiedono gli scontrini fino all'ultimo centesimo di dollaro, qui applicarla qui è un bagno di sangue. Quindi prima applichiamo il sistema americano e lì se evadi, non fai la rottamazione del cartello, vai in prigione. Vai in gabbia. Arrivederci, buongiorno. Grazie, però io dico a questo signore di Verona, c'è anche un problema culturale, che in America se evadi le tasse sei visto come l'ultimo veramente degli innominabili, vai in galera e ci resti, non so, 10, 15, 20 anni, qui in Italia sei figo, cioè come è un problema anche culturale, anche tutto nostro che dobbiamo cambiare. Vedo che
argomento, qua gli argomenti sono molti. Allora, come facciamo adesso? Vabbè, la nuova Europa, abbiamo detto, la nuova Unione Europea inizierà a marciare a fine novembre 2019. L'Italia, io gliel'ho chiesto prima, come fa che adesso già ci arriva la letterina con i nostri conti pubblici? Come possiamo noi fare la voce forte in questa Europa che andrà verso il problema? Adesso le ferie estive, c'è chi si fa le valigette, aspetta che lascio l'ufficetto, il portaborse. I tempi dell'Europa, i tempi della Commissione Europea erano noti, si sapevano, c'erano. È indubbio che tutti i governi dove c'è una determinata maggioranza e che parteciperanno alla maggioranza del Parlamento Europeo si stanno già muovendo, noi non siamo ancora stati interpellati, perché indubbiamente ci stiamo posizionando in una situazione di minoranza. Questo è quanto, dopodiché in democrazia ognuno fa le sue scelte e vorrà rappresentare il proprio Paese nella maniera, mi auguro, migliore che ritiene. Questo è quanto. È indubbio che abbiamo fatto con l'Europa una comunicazione di un piano di bilancio e tutto il resto che prevedeva un PIL in crescita dal 2 al 2,4, siamo a un PIL 0 sotto 0, non riusciremo a mantenere gli impegni e di lì arriva la lettera di infrazione. Non è che sono cattivi, sono brutti e fatti male, dopodiché... Ma quindi lei pensa che l'IVA scatterà, l'aumento dell'IVA scatterà? Non lo so e mi auguro che non avvenga. Mi auguro perché che non avvenga, è una garanzia la perché dell'IVA. Come per le accise e tutto il resto sarebbe un penalizzare tutta la popolazione e tutti i cittadini. Diciamo che ci sono alcuni Stati europei che hanno comunque, anche noi, non in maniera così evidente negli anni, violato il patto del non... Pure la Germania ha violato tanto. E non è successo niente. Dopodiché sarà sempre una questione di come porsi e come rapportarsi e penso che si debba fare in maniera estremamente più intelligente di come si è fatta fino adesso. Quindi per questo tutti, è quanto. per tutto. Sono d'accordo ecco. Pace, visto che governavano loro, finalmente non abbiamo avuto nessuna di rialzare la testa. Noi abbiamo alzato moltissimo. No, voi l'unica cosa che avete alzato è il cappello, che siete andati col cappello in mano. Che sei d'accordo con me per dire che noi abbiamo fatto male. Che non avete fatto niente. Noi abbiamo fatto bene, voi state dimostrando di fare male. Questo è il dato oggettivo delle cose. Non ci siamo ancora insediati, ha detto fino adesso non abbiamo fatto niente, sono d'accordo con lui, non avete fatto niente. Non è Sanremo, non ripeto, c'è una canzone, non abbiamo fatto niente. Per quanto riguarda l'autonomia, ecco, è indubbio che il quesito era in un senso e quello che è stato presentato a Roma probabilmente è diverso e siamo di fronte a due leghe, la Lega per Salvini e la Lega Nord, che sono due partiti e i quali intendono quei quesiti e quella posizione dell'autonomia in maniera diversa. Non c'è solo la questione 5 Stelle a Roma e la questione delle altre regioni che vogliono vedersi chiaro, c'è anche una questione interna alla Lega che vede questo e lo dobbiamo dire, ce lo dobbiamo dire, non possiamo continuare a di essere belli a due cose. Pure il PD, vi ricordate il PD col 40% nelle elezioni europee? Io devo prendere posso dire una cosa? Tu non lasci parlare me. Adesso poi la telefonata e poi sentiamo il governo. Il governo è qui. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, Franco da Udine Nord. Anche lei Salvini ha già risparmiato nel 2018 4 miliardi e 500 milioni e risparmierà con gli emigrati 5 miliardi e 400 milioni nel 2019. Chi ha fatto tanto? Chi ha fatto, anche se aveva in opposizione un 5 Stelle. I 5 Stelle hanno detto il cambiamento. Bene, il cambiamento, se gli elettori hanno cambiato e hanno deciso di dare il 34-35% alla Lega, adesso azzeriamo tutto. La Lega cercherà un suo collaboratore, tipo i Fratelli d'Italia, e andranno a lavorare direttamente, escludendo i cosi. Ma cosa ci vuole? Perché dobbiamo fare di nuovo elezioni? Quando abbiamo fatto queste elezioni l'elettore si è dimostrato che voleva il cambiamento
e teniamo questo cambiamento però siamo in Europa, signor Franco, siamo in Europa, non in Italia. Il cambiamento, grazie, mandi. Grazie signor Franco da Udine. Allora, Marcello Bana, sento anche quest'ultima dichiarazione, ma cosa c'è che non funziona? Insomma, tutto sommato dice, adesso si va in Europa, bisogna lavorare in maniera seria, vada. Finire il discorso che è iniziato prima, innanzitutto. Allora, dice... Il quesito non è chiaro, ma è quello che c'è scritto in Costituzione: volete maggiori forme di autonomia? Sì o no, punto. Quindi se non le va bene cambi la Costituzione, primo. Seconda cosa, io di solito non sono abituato, anche per una questione di educazione, di parlare degli altri, quello che succede all'interno degli altri partiti, anche perché fino a prova contraria mi sembra che lei non sia un iscritto della Lega, se non sbaglio, quindi io non mi sono mai permesso di parlare del PD, di quello che succede dentro, non mi interessa. No, ecco, no, ma ce ne sono 20 di leghe, uno per regione, forse non è questo chiaro, perché noi siamo un partito autonomista, federalista e soprattutto a contatto col territorio, cosa un po' diversa, perché in Sardegna abbiamo addirittura, siamo insieme addirittura al partito autonomista sardo. In ogni caso, il quesito era chiaro, è un tema che noi sentiamo particolarmente, ma non è un tema della Lega, è un tema dei veneti. Noi chiediamo maggiore responsabilità, perché dopo è un percorso, questo qua, che riguarda tutte le regioni. Non ho negato l'autonomia o il tema dei veneti, ho detto che lo state ponendo a Roma in maniera sbagliata. Io non ho finito, il tema di porlo a Roma si chiama Istituto di Partecipazione Popolare, che è previsto anche questo per Costituzione, cioè quello di fare un referendum, e siamo gli unici a averci messo la faccia, e siccome abbiamo la forza dei 2.328.947 veneti che sono andati a votare, se permetti, visto che dal 2001 che scriviamo letterine a Roma e non ci hanno mai risposto, se permetti, su sta roba qua noi non facciamo un passo indietro, non è come ci poniamo sull'autonomia, noi abbiamo fatto delle proposte, adesso siano gli altri a dirci queste non ci vanno bene, vi diamo 20 competenze piuttosto 16, piuttosto 17. Non siamo neanche arrivati a discutere, è una questione politica loro. Allora c'è qualcuno che fa il furbo e quando io do una parola e faccio un accordo pretendo che sia mantenuto. Questo è il quadro, è una questione politica, punto. Allora, mi risponde Scarabel dopo la pubblicità, siamo là in suspense, perché è l'ora di pranzo, col mestolo in mano. Sono entrato nel mezzo, torniamo dopo, 049, se io devo andare in pubblicità, 049 49 06054, probabilmente il piccione viaggiatore che è partito dal Veneto ha portato un'altra lettera, non sappiamo, perché ce lo dice Scarabel dopo la pubblicità. .org. Ragazzi, siamo tornati con la diretta. Allora io mi sono dovuta sentire questa discussione, non sentivo neanche l'omino che era nel mio orecchio, perché poveretto mi diceva quanto mancava. 049 49 06054. Allora Simone Scarabel, abbiamo sentito, no, tutta la questione, anche forse voto punitivo, perché poi gli italiani alle volte un po' votano sull'onda col voto anche punitivo, e dice guarda che a Roma anche la questione, il peso ad esempio dell'autonomia ha impattato molto, e quindi già unito al fatto che non era molto chiaro dove andavate, che gruppo volevate formare. Tutto un insieme, anche un altro elemento è il fatto che siamo noi percepiti come, tra virgolette, il governo, perché tutti i ministeri più pesanti ce li siamo portati a casa noi, con molta responsabilità, però anche sappiamo benissimo che poi in questi mesi non si è fatto altro che criticare Toninelli su questo, la Grillo per quanto riguarda la sanità, Di Maio per quanto riguarda il decreto di iniziativa, è stato un fuoco di fila su tutti i ministeri, quelli diciamo che ci siamo intestati noi, e quindi siamo stati percepiti noi come il governo, cioè tutto quello che c'era di male lo faceva il 5 Stelle, tutto quello che era di buono, non si capisce bene cosa, è stato fatto dalla Lega. Quindi da questo punto di vista tutto è contribuito. Adesso come si finirà?
A me va bene che Salvini, faccio sempre i complimenti, hanno preso tanti voti, va bene che alzi i toni, tutto quello che vuole, però ci deve essere una conseguenza da questo voto che abbiamo appena visto. Andiamo a casa. No, non tanto andiamo a casa. Se non ci date l'autonomia andiamo a casa tutti. L'autonomia io credo che ormai non sia più sui se, sui ma, l'autonomia bisogna darla. Però ci deve essere una grossa presa di responsabilità da parte di Salvini. Vuol fare la flat tax, vuol fare lo shock fiscale, si cucchi il Ministero dell'Economia e allora vediamo di che pasta è fatta la Lega, se solo chiacchiere distintivo oppure rosario, o se invece riesce a fare una seria manovra fiscale, che secondo me ci vuole, però bisogna metterci la faccia su questa cosa e non basta usare Tria e dire Tria non mi fa fare questo, no, te lo prendi adesso, hai preso i voti, ti prendi anche il Ministero dell'Economia e dimostri di saper fare qualcosa. Però andrebbe contro quello che ha detto Salvini, che lui non vuole rimpazzi di governo. Ti credo che non vuole, perché l'unica casella sarebbe quella. Adesso stanno diventando anche poltronari, cioè adesso giochiamo sulle poltrone, andiamo a votare, vediamo, me ne frega niente. Andiamo a votare. Allora, lei ha notizie che io non ho. No, ma io lo dico, allora io in tempi non sospetti, siccome abbiamo mandato giù diversi... Ma lei, mi dica, cioè lei ha notizie che io non ho, che così siamo a casa, se guarda, in questo momento, in questo momento è molto semplice, la questione è semplice, io è un po' che lo dico, o noi siamo proprio nel momento perfetto, la tempesta perfetta, dove... Ma sì o no? Secondo me, se non ci danno quello che abbiamo chiesto, si va a votare. Quando? Perché lei ha... Ma non c'entra, se non è a settembre sarà a febbraio, ma ormai è un dato di fatto, cioè gli stiamo dettando noi l'agenda di governo, non ci sono alternative, a meno che, calma, perché qua qualcuno fa i conti senza l'oste, a meno che non ci sia una maggioranza alternativa, che io non mi stupirei dei responsabili 5 Stelle, del PD, dei responsabili... sarebbe la morte vostra. È uomo d'onore, no, è vostra. È uomo d'onore, Salvini ha detto non cambia nulla, per me non cambia. Vi siete scambiati i bacioni, non può essere. No, come bacioni? Io faccio i bacioni... Io guardo le bitto. No, ma lui io ho parlato col suo segretario, allora a me fa ridere. Ma scusami, c'è una maggioranza alternativa Movimento 5 Stelle PD? Beh, se si trattasse del suo segretario regionale, se si trattasse di governare 4 anni, sì. Stai parlando per purtroppo il tuo segretario sarebbe anche il messindaco, quindi allora non te permetti di stupidare. No, allora tu hai parlato fino adesso della Lega, io non ti posso dire. Guarda che l'ha detto in studio. Mi piace la calma del Movimento 5 Stelle in questo momento, che osserva e medita. Anche perché non si capisce niente a casa. Sì, ha ragione. Loro erano poco mediatici, ma adesso le stanno capendo le regole, poco ma preciso. Vabbè, abbiamo capito che andremo in Europa a novembre, cambierà qualcosa. Ma noi dobbiamo fare una manovra economica per novembre. Noi dobbiamo promettere all'Europa tante cose e poi vedremo se gli italiani saranno contenti. Abbiamo 3 passaggi sulla sterilizzazione dell'IVA, che quella è, o facciamo qualcosa o non lo facciamo. Poi vediamo se verranno ancora gli ispettori sulla lunghezza dei vegetali, delle verdure. Vedremo un po' queste cose qua. Comunque quello che conta è una collaborazione, una nuova Unione Europea. Io ringrazio tutti coloro che hanno chiamato, chi ci ha seguito da casa, ringrazio i nostri ospiti Giuseppe Traniello Gradassi, segretario del Partito Democratico di Rovigo, città attiva. Molto attiva. Ecco. Simone Scarab, consigliere del Movimento 5 Stelle in Regione del Veneto. Grazie a voi. Pacifico e incisivo. E Marcello Bano, vicepresidente della provincia di Padova della Lega. Ho visto bello combattivo oggi. No, ma sono anche calmo. Grazie a tutti, buona giornata. Ore 13 torna domani. Grazie, arrivederci.